compleanno importante, 140 anni sono quelli che compie la società cooperativa Latteria di Soligo, una delle più importanti realtà del settore lattiero-caseario del Veneto. Oggi qui a Pieve di Soligo è stata grande festa, andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Lorenzo Brugnera, presidente della Latteria di Soligo, 140 anni e non sentirli. Tanta strada è stata fatta, tanta ce ne sarà da fare, intanto oggi si festeggia. Sì, 140 anni della latteria, perché io ne ho un po' di meno. Detto questo, credo che sia un momento veramente eccezionale per una latteria e io credo che sia anche un messaggio e un insegnamento che un gruppo di persone nel 1883, esattamente il 24 maggio, decidono di sottoscrivere davanti a un notaio un accordo e hanno fatto questa cooperativa, uno statuto fatto dal Beato Toniolo, fatto dallo Schiraldi, suo cognato avvocato, che è stato il nostro primo presidente. Loro hanno messo a dimora un seme, hanno messo a dimora che è diventata una quercia. Un seme che è germogliato grazie ai valori della cooperazione. Ricordiamo quanti soci sono e quali prodotti Soligo va a produrre. Se torniamo un po' col ricordo di un tempo, come dico diverse volte, la cooperativa è nata con 197 soci, è arrivata fino a 3.400 soci, a parte 2 guerre mondiali che sono state superate con delle devastazioni enormi. Comunque oggi i soci, perché non sono più quelle case di contadini di una volta dove non c'era né luce elettrica, non c'era un bagno, non c'era niente. La vacca era indispensabile per la sopravvivenza di una famiglia. Un tempo, se si ammalava un vitello, correvano dal veterinario, a volte si ammalava uno della famiglia, non andavano dal dottore, perché questa è la storia di quando è nata la cooperativa. Oggi i soci sono 150 che producono, aziende tecnologiche, aziende che producono un latte, un'eccellenza, un latte meraviglioso. Oggi noi produciamo tantissimi prodotti, noi abbiamo uno stabilimento qui a Soligo che sono tutti i molli, dal burro, perché la latteria di Soligo da quando è nata il primo prodotto che veniva tirato fuori e venduto era il burro. Il burro lo mandavano in Egitto, in Spagna, lo mandavano a Costantinopoli, lo mandavano in giro per il mondo, nonché a Venezia e naturalmente nel Veneto, per poi naturalmente mettere una serie di prodotti e hanno imparato a fare dei formaggi con la parte proteica e oggi i prodotti che facciamo sono tantissimi. Qui a Soligo si fa burro mascarpone, casatella, lo stracchino, facciamo le mozzarelle, le mozzarelline, la pasta filata per la pizzeria, di prodotti ne facciamo tantissimi, però quello che qui a Soligo facciamo anche è un sistema circolare, una sostenibilità circolare, perché qui entra latte, viene trasformato in formaggi, con il siero facciamo la ricotta, quello che rimane dalla ricotta, che è circa l'80% di liquido, va in un biodigestore e viene fatto corrente elettrica. Ricordo che oggi in Soligo il 60% dell'energia noi ce la produciamo in casa. Questa è un'economia circolare che noi stiamo facendo. Abbiamo Caposile che facciamo tutti i prodotti liquidi che vengono fatti, tutti i tipi di latte, dal latte fresco alla panna, dalle panne per la cucina, al frattino e quant'altro. E naturalmente le DOP che vengono fatte, una è nell'Agri Cansilio che è il Montasio, altre 2 che stiamo producendo sono a Breganze, il Grana Padano e l'Asiago. Quindi sono i prodotti principali, poi sono una derivazione di cacciotte, cacciottine e quant'altro che sarebbe lunga. Allora, c'è stato un siparietto carino con il presidente Luca Zaia poco fa, che adesso i nostri telespettatori da casa vedranno. 140 anni sono tanti, un punto d'arrivo ma anche di partenza. Il futuro che cosa vi aspetta? Noi pensiamo sia un punto di partenza, anche se sappiamo le difficoltà che dobbiamo affrontare.
per quanto riguarda sempre il problema dell'ambiente, che ci accusano di essere degli inquinatori, che non è così. Ma naturalmente non possiamo accettare carne sintetica, latte sintetico. Io credo che la nostra battaglia per il prossimo futuro sarà una grande battaglia, ma noi siamo dalla parte dei consumatori. Vogliamo che i nostri figli, i nostri bambini consumano prodotti della terra, prodotti genuini e non qualcosa di plastico. Ricordiamole che è una società cooperativa, ovvero la mutualità fino in fondo, l'aggregare l'offerta sul mercato, difendere l'identità e quindi la tipicità, prova ne sia insomma che i prodotti della latteria Soligo sono prodotti oggi identificati come marchio di qualità e di identità e di tipicità nei mercati. Bruniera ha fatto un lavoro eccezionale, io penso di essere l'unico che lo può dire, visto e considerato che io c'ero quando lui è diventato presidente, ha preso in mano una situazione non facile, complicata, ha ridato produzione, bilancio, identità e tipicità a quello che molti intravedevano come la possibilità di dare un'altra linea di produzione a questa azienda, a questa cooperativa, era quella della produzione indifferenziata, di quella fare massa, quantità. Invece Bruniera con i suoi soci, con i compagni di viaggio ha fatto una scelta più difficile ma che oggi premia, che è quella della qualità. Onorevole Marina Marchetto Aliprandi porta il saluto del ministro Lollobrigida ad una realtà importante come la latteria di Soligo, che compie 140 anni. Hanno detto che è un bel traguardo, ma hanno anche detto che è un punto di partenza, è un vanto per la nostra regione e per il nostro paese. Indubbiamente, sono orgogliosamente qui in rappresentanza del ministro Lollobrigida, che oggi è a Genova con altri ministri per inaugurare il Giro del Mondo della nostra Amerigo Vespucci, proprio per portare le eccellenze italiane in giro nel mondo. Quindi la latteria di Soligo con i suoi 140 anni penso che sia una delle più antiche e nobili latterie in Italia. E quello che mi piace di questa latteria è come dice il cartello, che si impegna ogni giorno ad essere più rispettoso dell'ambiente, dell'uomo, degli animali e dei bisogni del consumatore. Penso che questa sia una sintesi, proprio su questi principi si sta battendo il Ministero e al di là di quello che ha detto anche il Presidente Zaia, che per i giovani non ci sono garanzie, c'è Generazione Terra, il progetto Generazione Terra che verte proprio su questo, per dare garanzia ai giovani agricoltori.